e ovviamente se non attivo il microfono non mi sente nessuno. Dio scanato can. E faremo un'altra live con la nonna Marisa molto presto e faremo anche la live su TikTok. Adesso, aspetta che qua se no mi vede tutti, stiamo aspettando gli ospiti. E che ospiti? Se arriva gli ospiti, me vedio. Ospiti. Aspetta che intanto metto la musichetta. Perché te dice, metti la musica di Twitch, no copyright. Dopo figa del somare, iga la musica col copyright in mezzo. Ciao, orco di nini. Aspetta, chi sei qua? Chi sei qua? Chi sei? Diciamo così. Oh, si arriva. Allora, dici come si sente? Prova. Prova 1, 2, 3. Oh, adesso non mi... adesso siamo seri. Adesso si sente, Cri? Adesso, non è che non si sentiva, sai che mi si sentiva da culo e mi sentivo Eravamo anche col di... telefono. Ma perché eravamo col telefono, esatto. Ok. E ora Fioi come sei? Simone, però sei sempre fuori, sei sempre Sono fuori dallo schermo, ok. Adesso ci sono. Come Sea? Allora, siamo come Sea? Beh, dai, non c'è male. Siamo accasati tutti quanti, a casa, tutti a non fare un cazzo a parte lavorare. E chi studia, l'unico che se la gode è mio fratello che studia a Verona, che bene o male se la passa, doveva essere qui, però non è riuscito per via del rispetto del DPCM. Sì, diciamo che ero io il più impanicato di tutti a Ma passare. che io mandare il link? Ah no, dobbiamo mandargli questo stesso link? Sì. Oh, che okay, facciamo una chiacchierata, adesso dovrebbero arrivare... certo, aspetta che adesso lo mando Dovrebbero subito. arrivare anche dei rapper veneti. Sì, mi ricordo, finalmente dei rapper. Ma c'è stanno i link, c'è Ma non stanno sono i rapper link. come piacciono a te, Simone, mi sa. Non so che Come link, ma c'è Sono sta. troppo. Mandamelo qua. No, non posso mandarti qua. Dopo tutti mi entra. Ecco, ti appunto, manda... Mi devo appena mandare il link per messaggio. Per Adesso messaggio. aspetta. Ti avere Sì, mandato per messaggio. Perché i rapper non entrare? Io non capire questo. Ma cos'è? Guarda robe che scrive, maledetti. Comunque siamo tutti fermi, non facciamo una mazza, facciamo prove di rado. Beh, a Fioi. Ciao, chi petta cavardo? Chi sa che se entra? Ciao Pandino Don Gasta! Oh, è arrivato il DJ! Oh, la Madonna! Ma cos'è questa live? Sono in mezzo agli Omani, pare Brothers! Benissimo! Buonasera! Ti piace tanto Yomani, vero? Non capisco niente. Adesso. No, vabbè, nel senso, sarebbe grave se non fosse così, però... Dai, scherzo. Che sarebbe grave? In che senso? Sta aggravando la sua posizione, Cristi. Avevano tutti con gli occhiali, vado a prendermeli anch'io. Chi abbiamo qua? Buonasera, chi abbiamo lì? Però... Mi presento, Lucky Chico per chi non mi conosce, mi trovate anche su Instagram. In arte tengo solo il nome d'arte, non dico il nome vero. Ma... Perché se non mi rintracciano. Perché? Ho paura che ti mandiamo una raccomandata. E gli chiedo scusa. No, sono i nostri amici. Leonardo è buono in realtà. Manca i raccomandati sto periodo, manca solo che qui. E dopo No, chi abbiamo? Rocky, Cristina, piacere di rivederti. Ciao Giordano, Bruno, come tu che l'è morto? Finalmente uno con gli occhiali grandi, porca miseria, finalmente. Eccomi qua. Sì, ma lui è fresh, Simone. Vabbè, senti, io sono... Adesso c'ho quelli normali. Lui è Mr. Panotti. Me lo ricordo Mr. Panotta. A fare carpooling. Sì, a fare Cristi, ma sei dell'ultima settimana. Sì, ma... Ma perché continui a fare carpooling? Sai la massa? Non ho capito un cazzo. Era figo fare carpooling, sarebbe bello vedertelo fare con i giovani. Con i giovani? Ma ho fatto anche colori. Noi sì, l'abbiamo già Lo stai continuando a fare adesso? Come fake taxi che abbiamo fatto?
Ah, ok, io sono rimasto... Valdoro. Valdoro. Adesso lo so che su Instagram. Oddio, che Diciamo- cosa sta succedendo? Oddio. Guarda, regia, Gli abbiamo fatto hanno fatto regia il mouse. personale. È arrivato la Tom Hanks che se la reffa qua. Sì, Sta perfino il microfono, porco Dio. ci sono quelli simpatici di qua e là, quelli che se ne fanno. Non tutti buoni farsi. Che ti telefonano. Zio, Che te refano. E tereffano. Ah, E la tipo refano. Sglanger è diverso da qua a là. Aspetta che vuoi altri Sì, Sì, per esempio tu dici biasteme, no? Guarda che fai che sembra. Biasteme, vabbè. Col no. microfono. Ancora la Capisco capisco. mare. Allora, siccome prendo il controllo della situazione, no? Aspetta, scusate. Dubito tu ce la possa fare con una doppia chat a Tom Hanks così violenta. Che facciamo una jam. Scusate. Perché ne anda via l'uomo? Comandi! Bionda! Oh. Guarda che Tutto sul bello. conto del mare Sao, vero? Comunque, allora, siamo qui questa sera con due generi, due categorie diverse, cioè lo ska e il rap, giusto? Sì, grande rap. Allora, io vorrei sapere cosa ne pensate uno dell'altro e l'altro dell'altro. Uno alla volta. Vai, loro, voglio sentire loro prima. Sì, scusa, però non ho capito voi, cioè, cosa fate. Non ho capito. Ecco, Cerca su No, internet. Ska. Ma fatti tutti la tua regia, scusi, regia. Sì. Regia. Ah. Potete mandare un pezzo. Regia Mattia. Mattia, ma ho il copyright. Anche a me non copyright. Comunque abbiamo tipo Baccani, Sente il piano? lanciata, Sì, si sente il piano. Sente? in italiano, in dialetto. Parla Ma come almeno- dite voi. No, io non sono capace di suonare e cantare. Facciamo in contemporanea. A cantare me. È difficile. Queste sono le basi del genere che facciamo noi. La Più o meno, dopo la mazurka. canta. No accordi e via. Allora, se posso parlare, Aspetta. La parola GNC. Prego. scusate, comunque, beh, che sia rap o comunque qualsiasi genere musicale, cioè, è pur sempre musica, capite? Quindi penso di parlare a nome di tutti e tre, cioè, a noi piace qualsiasi cosa che sia nell'ambito e sì, siamo interessati perché sinceramente da ignoranti non sapevamo neanche cosa fosse, quindi gang shit. Devo leggere un commento di Don Gago. Ciao Cristina, ti seguo da quando distribuivi gli sticker del panda ai bimbi del blocco. Il nostro produttore, Non bene. grande Gast. Comunque, One Love G. Gli Atom Sempre Tanks si desfa un i po' palchi e se io non ricordo male avete fatto anche da apertura e porco dio è un nome francese. Apri la classe. Apre la classe. Ma vabbè, ma anche altri, ma Bravi, amici. posso dire la mia, perché io sono l'unico Atom Tanks che è un ascoltatore Senti. della trap di oggi. Dai, Dio caro. bravo. Go che tama qua in vinile e va a culo. Comunque io sono un fan, appunto mi aggiorno, ascolto, mi piace e sono d'accordo con il Pioi e basta, cioè, non c'è niente da dire, taghine e basta, cioè far festa grande, basta fare le cose con testa, farle nel modo giusto e non solo per apparenza, dai, solo per farsi vedere, solite storie. No, esatto. Beh, comunque noi lo facciamo perché cioè, ci piace, insomma. Non Anche è perché, che... se posso dire, penso che siamo consapevoli che siamo totalmente immersi nel mare di gente che sta facendo queste cose in questi anni. Esatto. Ma voi quanti anni avete? E lo facciamo proprio perché... Quanti Noi anni avete abbiamo 20, 18, loro 2 18, io 20. Ok, parere mio, perché ho un cugino più o meno della vostra età che fa anche lui trap,
Dovete fare live, zio Can, dovete andare in giro dovunque. Siete tantissimi, dovete fare proprio le tournament, fare le serate da 10 persone, cazzo, no? Da 10 artisti. Sì. No, dovete andare in giro, non aver paura di andare in giro a fare live, perché ho visto che l'uno è che ora come ora è una cosa impossibile purtroppo da fare. Sì, beh, chiaro, a parte il momento però storico. comunque noi l'abbiamo sempre fatto, in realtà, fino al giorno prima che iniziasse tutta questa roba a marzo appunto, almeno io comunque avevo già 2 o 3 date in programma. L'anno scorso, soprattutto in estate, noi abbiamo sempre, sia in discoteca, bar, locali, sagre in giro, cioè abbiamo sempre anche organizzato proprio noi nel nostro comune in giro, ai tempi quando facevamo comunque magari freestyle, facevamo più rap fisso, ecco, robe così, cioè organizzavamo anche contest. Chi è che sa di fare a mista? Quindi se io vado col piano che non mi ricordo più come che si chiama. Sì, no. È lui. Comunque bella storia. Allora ragazzi, tanta roba, anzi spero di vedervi in giro a suonare. Noi abbiamo fatto fare qualche apertura di nostri live qua in zona, Fioi che fanno rap hip hop della zona, tipo qua a San Donà abbiamo Slim G, che non so se conoscete. Sì. Ecco, no, l'abbiamo fatto fare qualche apertura dei nostri concerti, perché proprio ne piace, alla fine siamo per supportare la scena, bisogna farsi le spalle, cioè bisogna aiutarsi tra veneti, aiutarsi, tirarsi avanti, fraccarsi avanti. Ma Slim G è fortissimo comunque. Sì, forte. Slim Boy. Ma che poi adesso fa Avevo 15 anni quando organizzavo i concerti a Slim G. Ne aveva 13. Grande, spaccava. Io sto cercando di collegare il pad qua per fare casino. Cristina, hai trovato l'aiuto regia? Bellissimo! Possiamo organizzare una radio? Ma se l'incontro, ma questa qua è per caso l'incontro di quei che porta gli occhiali da sole la sera in casa? Li porto sì. Con un lampione qua davanti me orba, lui riporta perché sei un fiaffo mai. Una luminaria che Babbo Natale, cazzo. Babbo Natale? Una luminarie che neanche a SME. Cioè, no, aspetta, adesso mi un fiacciapo, aspetta. Barbara D'Urso, spostati, a me si vede anche l'angelo del si giovane e fa luce e punta in faccia così. Esatto. Cosa? Massa fazzi. Ara che Barbara D'Urso si punta luce in faccia perché si piene rughe, Tino, te che hai bisogno? Beh, oddio, mi fa il lifting stesso. Quanti GNC, Lucky Chico, quanti anni avete voi? Risalito sui 20? 18, 20. Quindi è legale. 23. È legale alla fine. Anch'io non è legale se dico l'altro che spara sirene a nastro. Mica non consenti. Orco, sei? Mamma mia. Ma Cristina, secondo te sentite solo il bongo, Mattia tastieri e i Fioi fa rap e gli altri che fermo Bobo? Dai, se qualcuno sente qualcosa Voi propagandate la droga! Chi è? Cos'era? Cos'era? Cos'è? Sì, Mattia, butta su qualcosa, butta su una base e i Fiori ci raccontano qualcosa. Sembra anche del Ray Charles. Se fate freestyle... ma si sente se soprattutto allora io ho il problema che Red uno in chat mi scrive: devi fare una live con Ross, chiedi agli Atom. Sì. Chi è Ross? Fidati che prima o poi se ti fidi di noi prima o poi la facciamo e si aprirà un mondo, giuro. È quello del video che va a torce a cosa incesa. Cosa? Che viene a il nostro amico che è un gruppo T. No, una persona
strafora, che vai in Cesa e gli No, dice no, no, prendi no. questo vuoi da No, mangiare. Cesa l'ha vista l'ultima volta a fare la comunione. Ah, ok, siamo tutti uguali. No, comunque vorremmo fare una rubrica disagio urbano che potrebbe essere interessante. Sì. Se presentiamo quello che ho. Grazie Mattia, grazie. Ma questo non è rap. Dai Mattia, cazzo un po' di rap, porca puttana. Dai, metti Non sono pronto per certe cose. Ma come, dai, sì, hai qualche... Va bene, dai, ti lasciamo il tempo allora. E poi la base del freestyle. È un DJ set, Cristi, te un DJ set, te fai da vocalist. Io faccio la vocalist. Certo, cazzo. Ok, quindi che cazzo vuoi da fare? Carica gente, devi presentare, cioè. Si calda. C'è un po' il calibro di turno, cioè. Ma non posso mettere musica perché c'è il copyright. Giusto. Ma chi se ne frega del copyright, dai, Mattia, che sta parlando del copyright. Mattia, non te hai una base rap normale, 4 quarti? Volevo farmi un'idea della musica. Cosa devo fare? Comunque avevo una domanda per i 3 giovani. Vai. Visto che gli Atom hanno più esperienza tra concerti e tutto il oddio, è sparito. Se n'è andato. No. No. Mattia, Adesso ritorna. Non me ne sono andato, ci sono. Okay. Provo a trafficare un po', vediamo cosa. Che cosa vi aspettate dal futuro? Da questo futuro prossimo Sì, di musica sì. in giro. Sì. Che pena che se può fare qualcosa femo Sunshine Strong che sarà un bel... Io ho chiesto ai giovani. Ah, scusa, perdono. Ma scusa Cristina, tu intendi, cioè, a livello generale, non riguardante la musica? Vecchio, io Devi sposarti, vecchio, non so. A livello generale. Già per festa. No, nell'ambito musicale, lavorativo. Ah, ok. Beh, guarda, per me sarebbe già un bel inizio far uscire un pezzo. Perché... Ecco, per lui sì, però no, a parte questo, io mi aspetto, cosa vuoi mi aspetto? Di appunto suonare il prima possibile, che ci sia, ovviamente, non dipende da noi, cioè dipende quando si metteranno a posto un po' le cose, e la prima cosa che vogliamo, insomma, è vedere quelle poche al momento persone che ci seguono vicino. Ma a che età avete iniziato a scrivere, a fare canzoni? Presto. E perché continuate? Presto, 13-14 anni. Io 13. Sì, 13 anni, sì. Cristina, io ho una domanda. Dica. Per i Fioi. I Fioi hanno iniziato a fare trap o a fare rap? Come no. scuola? Bella domanda comunque, però sì, contando che appunto ti ho detto che ho iniziato a 13 anni, ne ho 20, 7 anni fa io le prime robe che sentivo non era, cioè io non sapevo chi era, penso che neanche girava Sfera e basta, robe così, cioè... Amore mio, non so neanche a chi cadere. Ok, mi spiace, però vabbè, no... Nel senso, sì, so chi è, ma non lo seguono. Ah, ok. Non mi piace, ecco, quel genere. Io sono un po' più vecchia scuola, però capisco anche che poi i generi musicali poi si evolvono. Quest'estate sono single. Vabbè. No, non è che mi manca il naso per gli altri, sono questioni di gusti, io non è che posso farci niente. Passo da vecchio, me ne spiace, però sì, capisco che... Se posso dire, io ho iniziato assolutamente all'inizio con tutta la roba più hardcore che ci fosse, cioè non so se comunque hai mai seguito, comunque mai ascoltato
da Caos, i Colle, quindi cioè, naturalmente Formento. Sì, appunto, ma quello io volevo capire. Esatto. Ok, va bene. Cos'è Mister Simpatia? Io volevo Mister Simpatia in vinile. Cosa? Io ce l'ho in vinile. Che bello! Che anch'io lo voglio. Il mio è un po' rovinato tra righe, schede. No, io l'ho ordinato da poco perché non avevo ancora Mister Simpatia in vinile. Guarda che guarda. Cosa sono? Ma sai, Neffa anche. Cosa sono? Magari. No, ma io vorrei capire cosa magari. I messaggeri della doppa. Sto cercando di capire quel passaggio tra il rap old school, quello che e la trap, cioè perché nel senso perché va di più, cioè io vorrei capire se è una questione di gusti o è una questione solo commerciale. Scusate la domanda un po' così diretta, perché uno può dire a me piace il rap, però vedo che va più la trap è più commerciale e allora appunto stai zitto, allora appunto più su quello, hai capito? Esatto, quello io volevo capire un attimo. Una domanda super intelligente. Beh, bisogna dire che comunque noi tre abbiamo stili comunque diversi. Sì, non siamo un gruppo. È vero, noi comunque collaboriamo spesso assieme, però non siamo un gruppo fisso. Esatto. Facciamo canzoni insieme. Esatto, noi siamo 3 singoli diversi, solo che siamo amici, usciamo tutti i giorni, collaboriamo a volte, spesso, ma comunque ognuno fa la propria roba, ognuno ha il suo stile. E quindi tutti e 3 abbiamo avuto dei percorsi, abbiamo tuttora diversi. Ma se posso parlare per me, dopo lascio velocemente loro due. Diciamo il passaggio tra virgolette che ho avuto, cioè a me in senso è stato un fattore di gusto, perché in senso io ho detto cazzo finalmente, perché magari che lo facesse qualcun altro prima di me è quello che mi serviva, perché magari io non mi sarei mai inventato di fare, o forse magari sì, non lo so, quello che faccio adesso qualche tempo fa, insomma, però ovviamente tutto il movimento che si è creato. Grazie Alessandro, grazie Pandino. Grande Alessandro. Bella per Alessandro. No, appunto io questo volevo capire, poi complimenti, bravi, perché indipendentemente poi dai generi che piacciono o non piacciono, fare musica alla fine è una cosa che unisce, quindi... Ma sì, io per dirti comunque, facendo comunque roba tra virgolette nuova, fresca, ecco, comunque studio e faccio lezioni di canto, mi capisci? Certo. Quello che dovrebbe fare il nostro cantante, che non ha mai fatto, per esempio. Non è vero che non l'ho mai fatto. Ma come io stesso, io mi sono nel sax, ma a fine della scuola del sax non ho mai fatto niente. E mi piace il rap, quindi mi piace il rap e suono ska. Mi piace il rap e suono ska, per capire. No? Sì, ma infine ci piace fare musica, ognuno fa quello che gli piace di più, però siamo qua perché ci piace quello, ecco. Bella. No, giusto. Allora, grazie della risposta. Posso rigirartela, visto che ormai siamo in discorso? Certo. Tu mi hai detto che comunque anche tu sei un appassionato di rap e penso che lo sei da un bel po', non da poco. Certo, no, io sono appassionato di rap da quando avevo 12-13 anni. Mi ricordo alle medie ascoltavo... E quello che ti voglio chiedere è qual è stato il tuo passaggio che ti ha detto voglio fare il sax, quello che fai ora? Ma allora, a dirti la verità, sì, a me è sempre piaciuto fare rap. Non sono mai riuscito a fare un testo, non sono mai riuscito a integrarmi bene nel mondo del rap se non come spettatore. Mi è sempre piaciuto suonare il sassofono, anche se non sono mai andato a scuola, sono più autodidatta che... io non mi ritengo un sassofonista, mi ritengo uno a cui piace lo strumento, si prova e fa. Ho conosciuto gli Atom nel momento in cui loro si stavano formando
quando mi hanno proposto di entrare a far parte della loro band, io ho rifiutato. Perché gli ho detto, no, ma vi dico com'è andata. Gli ho detto, no, guardate, a me onestamente non piace quello che fate, preferisco stare sul mio mondo tra rap e techno, e quindi sono stato nel mio mondo per un bel po'. Poi cosa è successo? Che dopo qualche anno ci siamo ritrovati per caso. Mirko mi ha invitato a girare un videoclip degli Atom, sì, di Mediterranean Riot, e così ci siamo trovati. Io in quel periodo lì avevo ripreso in mano il sax, così mi fa, no, noi avremo bisogno magari di un sax in più, prova. E alla fine poi quello che mi ha unito un po', che mi ha fatto integrare un po' allo Sky, sono state le amicizie più che altro. E poi quando sono entrato nel circolo mi è piaciuto e ci sono rimasto. Figo. E sta continuando, insomma. Circolo vizioso, insomma. Sì, poi alla fine quello che mi unisce più di tutto è l'amicizia, no? Sono i concerti, è girare insieme, vivere... Se avete domande scrivetele. Vivere insieme, cioè, perché noi passiamo molto tempo. È il bello del gruppo. Cioè, hai capito? Forse è più il gruppo che mi ha fatto appassionare di questa cosa, non tanto il genere, che sì, mi piace, però fin là, insomma. Persone. Ok. Persone oltre le cose. Esatto. Fatto un testo, persone oltre le cose. E quindi così, insomma, è andata. Comunque io continuo ad ascoltare rap a sbrega. A manetta. e anche lo ska, sì, anche lo ska. Il reggae. A proposito di rap e di Mr. E lui aveva i dread fino al culo, tipo fiamme. Sì, avevo il dread, però lui aveva il dread che non ascoltava rap, incredibile. Sì, vai Cristi. Posso? Vai. A proposito, Simone. Dimmi. A proposito di rap e di Mr. Simpatia, ti ricordi in Panda cosa ti ho fatto ascoltare? Allora, fammi pensare. Non mi ricordo bene, ma forse era io non ti invidio, o non fare la puttana, non mi ricordo. Rap in vena. Rap in vena, cazzo. Dove cantavo io? Ah sì, è vero che hai fatto la... E ragazzi, dopo 5 anni di parodie uscirà su Spotify questa settimana il mio album Panda Trash, porco de Dio. È ritornato! L'hai fatto apposta! Era tutto studiato. Entrata su Drop. Cristina, raccontaci di quella volta mentre eravamo in Panda che ci siamo trovati prima, no? A berci uno spritz. E tu hai preso paura di noi in quell'occasione perché eravamo... Che ore erano? Le 10 del mattino? No, e ci stavamo sondando di spritz dentro era una domenica pomeriggio e questi qua erano tipo in after dal di prima, dalla sera prima. Allora vedi che era mattina in un certo senso per noi. Io ero reduce dalla dissenteria. È vero, si stava cagando, è andato a cagare sul cesto del centro commerciale. mentre io e la Cristina prendevamo il gelato. Io so che noi siamo simpatico perché è veramente che stai male. E Carlo ha mostrato il culo nel video. Sì. No. Che vergogna. È stato bellissimo. E per venire qua, per andare con Selberg a tirare sotto un piccione, avete investito qualcosa di volatile? Aveva le piume tutte nel cofano. Ah, è vero che abbiamo investito il cazzo di pizzoni in autostrada. Sì, è vero. Mi ho dimenticato di sta roba. Madonna, quanto ridere. Sicuramente era la macchina di Ale che si presta molto ad essere distrutta, quindi sicuramente abbiamo un batterista che di carrozzieri. Questo nostro batterista ci tiene perché questo carrozziere ha sempre bisogno della io ho preso il piccione, il batterista in chat, la mia Audi. Scrivi. È il batterista, giusto?
No, il sassofonista. il sassofonista. Allora, il Veneto vanta i 16 barre, gruppo hardcore che dominano in Italia da anni, che sono dalle mie parti i Rovigo. 16 barre. Che bel commento. Allora, Sì, ma verità. Mirko ha origini cinesi vietnamite che lo vedo sempre con gli occhi chiusi. Domanda per gli Atom: qual è la vostra musa ispiratrice e cosa vi spinge ad andare avanti? Chi è? E poi c'è la domanda per i rapper: cerchi di portare sempre qualcosa di nuovo, flow, produzione, eccetera, o comunque cerchi un po' di uniformarti alla scena già presente utilizzando suoni e sonorità già presenti? Prego, gli Atom. Mirko, penso che tu possa rispondere. Io volevo far rispondere Mattia, non ho detto niente. La nostra musa ispiratrice è Mattia. Perché continuiamo a fare musica? Secondo me possiamo fare una risposta a metà io e Mattia. Va bene? C'era un'altra domanda prima, mi pare, no? No, sì, che è un'affermazione. Ma Mirko ha origini cinesi vietnamite, che lo vedo sempre con gli occhi chiusi. Diciamo che non sono quelle cinesi le origini, sono... Ma no, dai, siamo entrambi coreane. cinesi. Sono per un quarto coreano. Volevo ringraziare in live Mirko, perché grazie a lui oggi penso che partirà una collaborazione finalmente con un'azienda strafiga e mi vedrete in live con le piante e farò le foto con le piante in casa. E immaginate che piante. No! Mattia qui sotto mi sta facendo due video ai fiori anche. Come sta? Due righe? Mattia sta facendo dei video ai fiori. Come sta facendo i video ai fiori? Il video di presentazione dei fiori di ganja legale. Ah, ma dai! Si è proposto lui. Siamo tutto, è tutto un'organizzazione. Siamo E tutto infatti ha detto, famiglia. sono stata raccomandata da lui. In famiglia. No, Mirko fa il cosplayer di Salvini. Comunque, oddio, cosa è successo? È sparito. Questo in realtà infatti è un cosplay di Salvini con una maglietta antifascista. Cioè, vogliamo rispondere alla domanda? Rapper, volete rispondere voi? Parto io? Vai, sì, sono un po'. Allora, per quanto riguarda la ricerca di nuovi suoni, oppure se partiamo già da qualcosa di esistente, allora mi ricollego a quella che è stata fatta agli Atom per quanto riguarda l'ispirazione, perché è il primo scalino da affrontare. Cioè, per fare musica io parto sempre da un'ispirazione, cioè che di solito nel 90% dei casi è musicale. Io ascolto una traccia techno, ascolto una traccia di pause, ascolto una traccia di rap o anche una traccia di, cazzo ne so, di 40 anni fa, ok? C'è quel suono che mi piace e chiedo, Gasta, lo possiamo mettere nella base, pensi che possa essere reinterpretato così? E si cerca sempre di fare qualcosa di nuovo, però, perché altrimenti... Cioè, non ha nemmeno senso forse far musica se è solo omologarsi al resto. Cioè, non c'è nemmeno gusto, almeno da parte mia. Esatto, io penso, cioè, la risposta mia è uguale alla sua, però sinceramente, almeno per quanto riguarda me, non vado a ispirarmi a cose di 40 anni fa o di... Cioè, in senso, magari ovvio che parto da qualcosa che ascolto che esce di recente, ma comunque cerco sempre di farla a modo mio, cioè dicendo cose mie e non di altri, e cercando appunto sia a livello di flow che di strumenti, partendo dal beat, dall'autotune, da tutto, insomma, fatto come so farlo io, perché infine è quello che voglio mostrare, che io so fare musica. Non meglio degli altri, ma a modo mio, come nessun altro sa fare, insomma. Però ovviamente ispirandomi a musica che esce ovviamente in questo periodo qua, perché cioè, la wave di adesso è un po' seguirla facendola a modo tuo. Secondo me è così un po' che funziona, cioè ormai ai giorni d'oggi, cioè chi dice il contrario un po' mente. E quindi niente, Genshin. Che cazzo vuol dire? Penso che comunque io
faccio musica e continuiamo a fare musica perché penso che la musica sia una necessità. Quindi anche se non riusciamo a cavalcare l'onda, perché magari non fa parte di noi, magari quest'onda che va avanti, ma cerchiamo comunque di mettere del nostro, anche perché se poi trovi la combinazione poi nel tempo di roba che funziona e che è tua e che crea l'onda, spacchi tutto dopo la roba. È difficile, ma è per questo che lo facciamo. Cioè. E cosa che vi fa continuare a far musica? Perché continuate a farla? Il bisogno. È necessità. Proprio perché, cioè, infine, sia per necessità, ma anche perché, cioè, ci divertiamo, infine, cazzo, è bello. Cioè, per noi almeno è bello tutto, sia stare in studio, sia andare in giro, sia fare un video, cioè ogni roba è figa. E per questo, cioè, io proprio mi diverto. Cazzo. Parola agli Atom. Beh, al di là delle mie origini coreane, anche noi Atom, anche noi Atom abbiamo il nostro investimento, cioè alla fine è una cosa che facciamo entrambi, quasi tutti da almeno 8 anni. Sì. Abbiamo investito per degli anni almeno 2 giorni a settimana perennemente nel far prove, cioè alla fine è uno sfogo, è una cosa che ci piace fare, ma soprattutto è un gruppo di autosostegno notevole, possiamo dirlo. Noi riusciamo a racchiudere il disagio, a metterlo assieme, ok, e facciamo delle cose, portiamo in giro un po' di festa grande. Insomma, dopo tutto questo tempo e tutto quello che abbiamo investito, sapere che possiamo farlo ancora ci fa andare avanti. Finché possiamo farlo, lo faremo, appunto. Non c'è altra storia. E se non faremo più un gruppo, sicuramente faremo qualcos'altro, ma finché che si fa. E infatti noi avremo delle piccole news che ti dicevo anche, se te vuole, le scioriniamo qui riguardanti il gruppo. Dai, dici le news. Dai. Che forse... Facciamo già adesso? Dai. Allora vai, Mattia. È ritornato. Ma perché? È qui per noi il nostro inviato dalla sede ufficiale degli Mattia Carnelos, che sta parlando con il cane. Ti si sente? Benvenuto Vlada. Ciao Vlada, benvenuto a Pandina o Pandino. Mattia. Ma mi sentite? Comunque... Mattia, parla un attimo al microfono. Mattia, piglia il microfono e parla. Ma in chat chiedono quanto tempo dedicate per un pezzo. Noi? Chi? Aspetta. Tutti. Vai. Tutti? Sì. Partiamo dai rapper. Io chiudo brevemente, cioè dipende, ci sono volte che faccio un pezzo in un pomeriggio, cioè in 2 ore, cioè sento il beat, scrivo e registro, è fatto, ma anche, cioè io i pezzi migliori, quelli che sono andati meglio, cioè che poi ovviamente vengono lavorati dopo, ma infine a livello di scrittura i miei pezzi meglio li ho fatti in mezz'ora, cioè in un pomeriggio proprio. Sono quelli che vengono meglio, quelli fatti subito. Sono quelli più spontanei, che vengono più di getto, e sono quelli che alla fine sono più sentiti perché sei più gasato dalla base. Noi abbiamo un ospite comunque. Comunque i pezzi migliori sono quelli senza taglio. Che ospite c'è? Aspetta, abbiamo un ospite speciale. Per Gops. Ciao! Questo è quello che porta l'erba, sono sicuro. Dio. Sì, bravo. E chi è? Lui è Gops, presentati, io vado a prendere il carico. Io devo andare a pisciare. Anch'io devo andare a pisciare. Io possiamo fare dell'intrattenimento se vuoi, Cristina. Grande, allora regia lascio a lei la live, mi fido. Vado anche a pisciare, non so. Vado e Nemo via. Bene, Fiore. Quindi gestiamo noi la storia qua. Che cazzo che fai, Mattia? Scriviamo noi la storia. La gente che ci guarda comunque dobbiamo dirgli qualcosa. Stavamo dicendo prima della news
Vabbè, ma lo aspettiamo la Cristina. Sì. Mentre va a pisciare, io no, buttaci un beat. Sto cercando di farlo, però metti il blu sulle tastiere. Quindi, dovevo che sono del solito. Qual è il live più figo che avete fatto? Non si può. Il live più figo penso che deve io penso aspetta cazzo vabbè quelli lì in palazzetto tanta roba quelli in discoteca tutti figo cazzo pieno di gente sempre pieno. Sì, il migliore in discoteca io che ho fatto è stato secondo me il primo. Quello che è una discoteca in zona nostra. Quella là sì è stato, proprio io ero sopra, quello lì non c'era neanche un palco. Io sono proprio salito sopra la console, ero a 2 metri dalla console, proprio mega in alto e sì, la pista era piena. E quello penso è stato uno dei più belli perché magari rispetto alle ultime volte che avevo fatto in disco, ovviamente poi avendo riaggiornato la mia musica ho fatto più cose apposite diciamo da suonare proprio in club, in disco, però quello lì che è stato il mio primo live proprio in discoteca, avevo fatto pezzi proprio rap. Grazie per l'iscrizione, c'è un numero di telefono, ok, grazie Pandino. Grazie. Comunque sì, lì ho fatto proprio un live, non ho mai visto un live così street in una discoteca e là tanti mi ricordo mi hanno fatto i complimenti, è stato figo. Spaccato al Mag Showroom, scrivono. Anche quello, il showroom che è sempre una discoteca di Padova. L'ho fatto 2 volte. Non conosco il showroom, cazzo. Sì, lì ho suonato 2 volte, una volta in apertura a Fishball, non so se sapete chi è. L'ho sentito nominare. Fishball e Cristina Bertevelle, una volta non mi ricordo, qualcun altro. Sì, beh, succede. No. E a Beba. In apertura Beba, sì. Non ne conosco nessuno. Io, apre sempre le fighe, sempre in apertura le fighe. Quello è l'importante. Cristina, abbiamo preso in mano una situazione così. Mattia, vuoi fare l'annuncio del nostro mandato inviato? Rigiro la domanda. Il nostro concerto preferito. Aspetta. Vi rigiro la domanda invece voi. A Rampaz. Esatto. Allora, il fatto è che appunto noi siamo in 8, quindi in gruppo, quindi ognuno ha il suo concerto preferito, dunque io partirei da quello di Simone per poi passare a quello di Mirko e poi vi spiego il mio concerto preferito. Vai Simone! Io faccio fatica a definire... A ricordare! A parte a ricordare i concerti preferiti perché onestamente mi piace salire sul palco bello carico, ma perché di mio sono abbastanza timido. Comunque, sì, dopo raccontiamo un bel aneddoto. Motivo per cui hai gli occhiali perennemente. Motivo per cui ho gli occhiali perennemente. Spiegate che bei occhi anche. Ma quelli che ci seguono mi dicono: ma ti gatto gli occhi o no? Perché non te ne avevo mai visto gli occhi. Comunque, tra i concerti più fighi ce ne sono molti, però devo dire che in primis quello che mi è piaciuto quelli che mi piacciono di più sono alla Mon, assolutamente. Me l'avevate detto. Ma no, sì, per la location, ma soprattutto per la gente, per l'accoglienza, per il calore che ci danno, per la partecipazione durante il live, è proprio una figata. Però uno dei concerti che mi è piaciuto di più, devo essere sincero, è quello a Treviso al Parabae, dove abbiamo suonato in una stanzetta praticamente
Adesso non so, adesso anche là non mi ricordo tanto, però era una stanza e era veramente il male di gente, perché eravamo tutti là chiusi ed è stato figo quel live. A me non piacciono i palchi, mi piace stare a contatto con la gente, e perciò lì eravamo senza palco, con un bordello di gente, ed è stato veramente figo, assolutamente. E poi un altro, se posso aggiungere un altro, volevo dire io. Non rubarlo agli altri. No, aspetta, un altro che mi è piaciuto veramente tantissimo è stato un bordello. C'è il TCDD, vabbè, ma c'è stato un concerto nei pressi di Biancale o Roncale, adesso non mi ricordo, in Rustigné, vabbè, in una casa abbandonata, una cascina, e abbiamo suonato lì. Mi ricordo che era il Moira Orfei del festival, ed è stata una figata pazzesca, perché lì non c'erano regole, in sostanza. Non c'era un bar, non c'era da mangiare, ognuno portava qualcosa, e lì veramente non so quanti eravamo. Festa di Natale. Sì, anche lì. Con Babbo Natale. Era la sera di Natale. Quella è stato, questi sono stati i miei concerti preferiti. Nulla a togliere poi agli altri posti in cui abbiamo suonato, che mi sono sempre trovato da Dio. In questo Moira Orfei Celebration That Fest, okay, perché è il nome presteso, c'erano tutti gli organizzatori vestiti da circensi, e c'era Babbo Natale che a inizio concerto mi ha portato una bozza di vino, ok. Babbo Natale con cui poi mi sono anche rotolato per terra una certa, perché il delirio era andato oltre ogni limite. E basta, e no, sì, memorabile. Comunque io invece, per me, il primo live dell'anno scorso a Ravina, che abbiamo avuto modo di registrare, abbiamo un nostro amico, un nostro fonico ufficiale, Cristiano Verardo, salutiamo. Ciao Cristiano! Che ci ha fatto, ciao Cristiano! Che ci ha registrato tutto il live, e già eravamo carichissimi, il primo concerto della stagione, poi il pubblico che rispondeva benissimo, era stata una super festa grande, ha tirato 2 ore abbondanti. Sì, era vicino a Trento. E poi poterlo riascoltare, cioè, è stata una sborrata incredibile. Per me è quello di Ravina. Qua in chat chiedono per i rapper il vostro pezzo preferito finora. Ma in che senso? Ma nostro? No. Loro? Di periferia. E che pezzo? E che che pezzi? No, vabbè, dai. Comunque mi ricollego al fatto dei live. Secondo me è anche questo uno dei motivi per cui si va avanti, cioè ritrovarsi su un posto, un palco, un tappeto, una stanzetta con dalle 10 alle 1000 persone davanti, anche solo una che salta, che ha la tua stessa empatia e ti gasa finché canti, finché fai la tua musica, cioè credo la massima aspirazione. Esatto. Infatti la nostra massima aspirazione è far sì che il pubblico faccia il devasto. Abbiamo suonato in un'occasione una volta davanti anche, sono state quasi 1000 persone, era Treviso, proprio in centro, erano tutte delle mummie. Il pubblico trevisano purtroppo è così, sono tutte mummie. No, è risaputo del mondo della musica. Comunque Stage Invasion, comunque infatti, nel senso, i nostri concerti vanno sempre a finire che il pubblico sale sul palco, che sia, o viene proprio in mezzo a noi e si fa il delirio. Spacchiamo attrezzature, siamo poco raccomandabili su questo, però. Vasco Rossi con i microfoni in mano, che pensa che non me la ricordo. Sì. Abbiamo delle foto bellissime di Lamon con tipo 3-4 persone con i microfoni in mano, tra cui un vecchio sostanza da noi soprannominato Vasco Rossi, che pretendeva di salire sopra il palco e cantare le sue canzoni, che lo faceva lo stesso, poi il fonico gli sveniva il microfono, lui lo faceva lo stesso. Comunque questa foto con noi, persone a caso, bambini e sto vecchio, così. No, diciamo che cioè, vabbè, nella maggior parte dei casi, i nostri concerti, anche se c'erano 5 persone, li abbiamo fatti ballare. Anche se erano le 5 del mattino e c'erano 5 persone, li abbiamo fatte ballare. Grazie Anna per il follow. Grazie Pandina.
A Treviso verso fine estate quest'anno abbiamo fatto merdone in parcheggio. Esatto. Ma perché era la situa giusta? Mi hanno blindato a Treviso perché poi sono uscito dalla zona concerti e ho trapassato le transe perché c'è un problema di fondo. Io poi nel momento in cui vedo la gente gasarsi mi gaso più di tutti e faccio cose che non dovrei fare. Lì ti sei lanciato nel pubblico e nessuno ti ha preso? No, mi sono lanciato fuori dalle transe perché c'era tutta la situazione anti-Covid, puttanate varie. Sì, è una bella spiegazione. E mi sono lanciato fuori, mi hanno blindato completamente. Chiedo scusa ancora agli organizzatori delle televisioni per aver fatto a me piace raccontare questa storia che a Treviso quest'estate abbiamo suonato appunto al festival Tre Visioni e mentre eravamo sul palco davanti a noi avevamo 3 visioni di pubblico differenti perché avevamo il primo pubblico, eravamo sotto le mura a Treviso, il primo pubblico sopra le mura alla nostra sinistra, fuori dal festival quindi, che ci guardava dall'alto e faceva festa, ballava, erano tranquilli e gasati allo stesso tempo. Davanti a noi un terribilissimo pubblico fatto di sedie e distanziamento Covid e gente che purtroppo sono brutti i concerti così, cioè, nel senso, non possiamo fare. Speriamo di tornare a fare concerti. Sì, non sono concerti. Io e Sandro abbiamo tolto le transenne per andare esattamente, e a destra fuori dai confini del festival, dunque il festival non ne poteva più niente, ci saranno state 50 persone, anche di più, che pogavano e facevano casino. Però Cico, c'è qualcuno che ti riconosce in chat, tipo te saluta, Gaituara Cico. Ciao, come stiamo? Perché non vedo la chat? 13. Ci sta l'aiuto regia. Invece sì, no, ok. No, questo no, c'è un culo. Via. Vabbè, comunque, chat, avete domande da porre ai fioi? Comunque noi invece volevo raccontare un aneddoto nostro di un live vecchio di 2 anni fa o anche 3. No, 2 anni fa. Sicuro. Di 2 anni fa, una notte bianca che abbiamo fatto qua, cioè in paese da noi. Quasi in bianca. Sì, quasi in bianca. Bianca dove? A Fossò. Quella sera là io ero strafuori, cioè io mi ricordo, noi siamo partiti alla mattina, cioè già che abbiamo organizzato tutto noi. Sì, che comunque abbiamo organizzato tutto noi, cioè abbiamo portato noi palco, casse, tutto a mano, cioè a mano in un paese da pazzi. Mirko, sta zitto che non si sente i fiori. 40 gradi perché faceva un caldo bestiale, e quella sera, cioè quel giorno siamo partiti dalla mattina a bere birre, a fumare proprio tantissimo. Cioè la mezz'ora proprio prima, io mi ricordo, non mi trovavano più. Eravamo io e lui sul palco loro due sul palco per iniziare i pezzi, avevamo la scaletta perché l'unica cosa era la scaletta e c'era lui con noi sul primo pezzo. E questo io non c'ero. Io ero sbongare in un parchetto, poi non avevo il telefono, non avevo un cazzo. E gli era perso, sì, ok. Ero proprio perso, e a una certa mi trovano, io arrivo là e dico dai, iniziamo tutti, tutto gasato così, e sta di fatto che io ero veramente strafuori, per fortuna avevo gli occhiali così, perché comunque non vedevo un cazzo, però veramente io una cosa che mi ricordo e che mi hanno detto tutti è che ho spaccato veramente un sacco, cioè io a una certa comunque ero senza voce, mi ricordo, cioè proprio, cioè ero tanto rauco perché proprio avevo fumato tantissimo, ero distrutto, però veramente io, cioè, ho cantato sempre, zero playback, proprio sempre dritto,
poi ho fatto un sacco di pezzi, cioè abbiamo cantato per quasi un'ora, tantissimo, avevo fatto freestyle. Sì, il figo di quella serata è che non c'era solo live, era una notte bianca dove c'erano anche i vari espositori, i ristoranti che tenevano aperto, le birrerie, così per il paese, quindi non era il nostro l'evento, cioè noi eravamo un pezzetto e aver attirato 100 persone... Ma anche di più in realtà tutta la via, cioè tutto il paese era là dove eravamo noi, cioè perché la roba figa di quella sera era il live nostro, cioè c'erano altri 4 gruppi che suonavano, però abbiamo spaccato, cioè, Cristi, e io ero Cristi, se Eo non fosse stato così avrebbe detto che il suo live preferito era questo. Però non se lo ricorda. Si ricorda solo finché le arrivava. È vero, io. Poi mi hanno detto. È tutto raccontato quello che sta dicendo. Sì, perché ho visto i video. Ma cosa devo fare? Io vado avanti che sono fuori sede. Devo rientrare. Vai a casa. Amore mio, meno 5 o almeno responsabile. È una persona responsabile. Vabbè, hai ragione. Mi ha fatto piacere rivederti, Simone. Bella, ci vediamo alla prossima. Anzi, spero. Sai che gli occhi prima di andare via? No, non mostro gli occhi. Quando volete ci rivediamo qua. Bella, a Fioi continuate così alla grande. Seguilo su Instagram per darvi supporto. Certo. Qui chiedono se fai ancora il pompiere. Sì, faccio ancora, non volevo dirlo in realtà, sì, faccio il pompiere come secondo lavoro e niente. Rispetto. Sto continuando, per quello mi vedete senza dread. Perché mi fa testa a posto. L'unico vigile che merita rispetto. Sì, infatti. Tanta roba. Grazie ancora. Grazie a te, ciao Simone. Ma anche Mirko va via. No, io sono a casa di Mirko. Ah, ok, Mirko, tu resti? Sì, io sono qua, stiamo qua in 2. Grande. Oh, che bello, c'è la regia, che bello, grazie. Oh, ma Cristina, saluto. Ma prima a Cico hai detto che avevi una sorpresa, cioè cosa hai detto? Esatto. Che siamo in hype qua. Siamo in hype per sta roba, cioè no. Sì, abbiamo dato un audio. Qualsiasi cosa succede in live, non mollate. No, perché devo farvi vedere una roba. Sì. Ah, sì, sono loro. Ok, va bene. Ok. Loro perché dovevano entrare tipo mentre voi eravate in live, devi entrare loro e dire che cazzo sei questi. Avevo avvisato. Quindi la sorpresa era per loro. Eravamo noi la sorpresa. Erano gli Atom la sorpresa. Sorpresa. Qua che stai trombe Aspetta un attimo, stacca là il jack. No, che avevamo altre comunicazioni. ho macchinari vecchi qua per fare cose io. Dimmi Mirko. No, Mattia che aveva altre cosa? Cazzi. No, degli aggiornamenti degli Atom Tanks, un attimo, non siamo vivi da un fiasso sui social, siamo dei cazzo del boomer, non siamo bravi a fare robe, ma che mettiamo un po' di tempo a fine femo, per carità. Comunque sapete chi mi ha fatto la mia intro per Twitch? No. Sandro Vecchio Sport. Ah, ok. Io non ho mai visto la tua intro di Twitch. È di 3 Io l'ho ascoltata prima. Panda in live, la Cristina. Ok. Dopo me la vado a sentire. Ho riconosciuto il tocco. Cos'è che è successo? Ho riconosciuto il tocco. Ah, l'avevi sentita? Sì, ho sentita prima che hai spento tutto e è partita, no? Ah, che aveva messo il countdown. Dove devo scampare, Mirko? Ma già basta fermo che uomo. Quel cuscino ha lasciato il gattino. È diventato un Mirko!
Ci sono. Stavamo contemplando la bellezza del tuo divano. Che bello. Chissà che bello il mio gattino. Ma hai animali in casa? Certo, guarda qua. No. Più gattini, meno Salvini, visto. No, Comunque non ho animali in casa, no, non più. Sì, Non noi più. Comunque deve tornare su Simone che ha lasciato la carica. mostrati. Ecco. Eccolo qua, Questo è il nostro animale. Però se la regia mettesse una base rap, potremmo fare un freestyle. Ma mi sa che siamo in ritardo. Che non si sente in ritardo, cioè, boh. Esatto, è un po' Viene fuori una roba problematica. brutta, Cristi, fidate. No, la musica si sente giusta? No. Quindi che abbiamo perso un chitarrista? No. No, ho già provato in diverse occasioni a fare delle live suonando con qualcun altro collegato, no, ma non ce la fai perché c'è un secondo di ritardo, non so quanto, e è impossibile. Hai già fatto live su Twitch? No. È la prima volta! Mi hai portato tu dentro Twitch questa sera. Immaginati! Oh, che bello la prima volta, anche per me tutti quanti. Anche voi. Prima live su Twitch. Sì. Non sapevo neanche come che si guardasse una live. Infatti. Sì, c'è la nostra mistress. Esattamente. La nostra mistress. No. Mi sento responsabile. Grazie. Cristi, mi do una domanda per te. Cristi, adesso ti faccio una domanda. Però alza la voce che si sente poco. Cosa ne pensi di TikTok? Visto che prima l'ho visto a live con nonna Marisa che mega spacca, voglio sentire tu cosa ne pensi di TikTok. Ho saputo che pensa che dopo TikTok ci sarà un altro social, dopo che altro social che ne sarà un altro. Vabbè, ho capito, ma ti piace o usito? A me mi viene nervoso perché c'è gente che fa robe mie che facevo nel 2016. Tipo i proverbi veneti è sempre qui, no? La mamma veneta è sempre qui, no? È inutile che te ripeti queste robe. Cioè, piuttosto fare reaction al video mio, no, guarda il video mio e lo rifanno a modo loro. Vabbè. Dell'internet. E dopo, vabbè, io sono stata bannata da Lovoo, da Tinder, anche qua da Twitch. Mi banna anche anche i siti da cam, mi hanno bannata anche da TikTok. Non so fare un cazzo, capito? Mi sono stufa. Perché voglio fare le cam? Perché nelle cam ti puoi dire che il cazzo che te vuoi, fare quello che te vuoi, mettere copyright che te vuoi. E comunque cosa ne penso di TikTok? Boh, che finirà anche lì. Però finché c'è gente che c'ha tanti schei. Ma per quello secondo me invece è dura che muore. Cioè, secondo me per un po' di anni andrà. Cioè, sarà wave, cioè, nel senso, crescerà ancora di più. Più che altro è quello che adesso la generazione Z... quelli prima ancora di noi, cioè, i ragazzi che hanno 16 anni, 15 così, io vedo che lo usano anche di più di Instagram, cioè, è tanta roba. Ma cambieranno le norme, le robe, come è cambiato Instagram da un anno a sta parte, cambierà anche TikTok perché vede troppa gente che si iscrive. Sì, che va a fanculo. La cambierà perché serve alla fine. Un giorno... Lo stesso TikTok prima di essere TikTok era Musical.ly. Ma prima del Facebook era la stessa cosa, credo. Facebook comunque era una merda all'inizio. Io la prima volta che ho fatto Facebook in vita mia non l'ho mai usato per tipo 2 anni perché non si usava, perché non si aveva un cazzo, dopo le diventato. Io nel 2009 ho detto vabbè me lo faccio quando ormai ce l'avevano tutti. Ti giuro avevo paura di farmelo perché ho detto se lo faccio qua mi cambia tutto. Dio allora dove che decidi va? Esatto. Dove che decidi va?
Guarda 10 anni dopo. Cazzo, top, no? Ma non solo nella mia vita, nell'ambito personale, relazione e tutto, ma anche nel mondo, quanto ha cambiato Facebook tutta dall'economia alle relazioni sociali, cioè ha cambiato tutto, non solo a me, a tutto quanto. È stato un primo passo. Anche il fare musica, Cristina, è cambiato perché, secondo me, perché è pubblicità. Cioè adesso Instagram è il mezzo principale per farsi pubblicità, esatto, farsi vedere, avere visibilità. Cioè la concorrenza tra quelli che lo fanno anche per essere commerciali. Abbiamo un nuovo ospite. New dripping, new shit. Buonasera. Buonasera, Ferro. Se vuoi ti posso dare un biglietto da visita del mio gioielliere. Ciao Xeno! Gioielliere. Cristina, ma ti ricordi il video con le cattive abitudini? Boia, se me lo ricordo. Bellissimo. No. Missile NASA. Comunque mi viene una spontanea domanda a voi giovani che nascete nel mondo di Spotify molto più di me. Secondo voi Spotify rispetto alla musica, cioè cosa ha creato? È meglio, è peggio, è bene, è male? Tra le playlist, tra i consigli spudorati, tipo gente che viene famosa perché viene messa sponsorizzata ovunque, te la passano 20 volte al giorno la pubblicità e così via, eccetera, eccetera. Tipo, noi siamo entrati in Spotify dopo aver iniziato a suonare, ma dopo un bel po', 5 anni alla fine, 4-5 anni. Per adesso vedo che è normale per i più che si fanno la canzone a casa, anche solo in cameretta col PC, caricarla anche subito un pezzo, capito? Voi come la vivete sta cosa? Per noi è ancora, cioè è ancora strano. Ma io non vedo. Bellissimo, ma è anche strano. Sì, no, secondo me io ti dico c'è tanta roba, nel senso che un modo di ascoltare che magari prima che esplodesse appunto questa cosa che Spotify diventasse Wave, diciamo, per caricare appunto i brani. Magari posso romperti le palle, scusa, perché mi rendo conto di non aver detto la domanda come doveva essere. Cioè anche solo il fatto di poter ascoltare in ripetizione 1000 volte un brano senza mai ascoltare un album completo di un gruppo di chiunque. Ecco, questa cosa qua crea un certo modo di ascoltare la musica, no? Notte Bad Psy, grazie per aver visto la trasmissione, alla prossima live. Ciao. Finito tutto? Così. Cristi, taglia in No, abbiamo salutato una che è uscita. Che cazzo di nomi che non si capisce. Detto la buonanotte, buonanotte. No, comunque, scusa se non ho capito bene. Se non ho capito bene la tua domanda, tu intendi che con l'avvento appunto di Spotify ora, ad esempio, ascoltare un album è più facile focalizzarsi su un solo pezzo, ad esempio, piuttosto che su un album intero, questo dici? Sì, noi lavoriamo molto ancora con l'idea di fare un album, per esempio. Beh, è figo. È una nostra pecca da un certo punto di vista, è comunque una cosa che vogliamo fare anche perché pensiamo rispecchia un certo modo di fare musica, però vediamo che è normale fare un singolo e fare 4-5 singoli di seguito prima di buttare fuori un album anche. E per noi è un modo nuovo, ancora non abbiamo ancora approcciato le musiche in questa maniera. Voi per voi forse è più normale oppure no? Ma secondo me non cambia nulla. Ragazzi, ho un annuncio da fare. Una proposta. Siccome questo argomento è interessante, io proporrei un'altra live magari con più organization, più domande, più chat, più cose, più gente sana, con meno prosecco e birra in giro, e potremo ritrovarci un'altra sera tutti insieme appassionatamente, perché io adesso devo andare e non puoi dire dove, dobbiamo andare, quindi che ne pensate? Va bene. Dove dobbiamo andare? Dove devi andare? Mi guardate a farmi omettere. Poi se cattiamo tutti un altro qua che ti fa compagnia. Mi piace torte.
Sei cattivo. Allora, Roscia, Riccia, Veneta, combo finale più uno. Vabbè, ok, a posto. Ho capito dalla chat che vi è piaciuta la live. Più cosa? No, in chat hanno scritto. Xeno scrive Roscia, Riccia, Veneta, combo finale più 999 che non ho capito, cioè nel senso che piace. Ok, cose. Ok. Scrivigli. Perché? È un fan, è un pandino caro. Quindi cosa ma perché mai i video su Pornhub HT adesso? Oppure no? Come funziona? Ah, è vero, c'è stato il shadow. Io ho il profilo verificato e quindi non ho problemi. E comunque ho tanti altri video in tanti altri siti, quindi... Ma prendi soldi te facendo da là? Sì. Jay... ci sta pensando anche lui, per quello ti ha chiesto. Mi converto. Ah, ok. No, scherzo. Per consigli cose ci sono, che non ti vai fare stronzate. No, beh, io ringrazio gli Atom Tanks per essere stati qua con noi, mi sono morsegali. Fuoco perché andate la droga! Ringrazio Lucky Cico, Giordano, Bruno e GNC. Mirko, tira fuori il missile. Vai. Vediamolo. Vai. Poi propagandiamo la droga, sì. Ringraziamo Mr. Panaccia per la partecipazione. Grande Mr. Panaccia. Ancora l'ase. Sì. Ma non so. Atomo. Hai scritto Atomo, thanks. Perché ero uno e loro erano due. Matteo Mattia. Senza S. No, è giusto. Cosa? Matteo Mattia. Mattia. E ringrazio Mattia che sta alla regia. Beh, Cristi, grazie Fioi, adesso se guardate la live su Twitch metto la mia sigla finale e bastaci. Avete qualcos'altro da dire? Noi avevamo l'annuncio del secolo. Cioè? Che noi a Tontex dopo questa grande pandemia, no, che stiamo... Grazie Yebrov. Grazie. Un bacio. E chiudendo il discorso di Spotify, 2 settimane fa è uscito il mio nuovo singolo Reality Show, andate ad ascoltarlo. E invece i nostri noi usciremo con un nuovo album quest'anno a venire, è una cosa incredibile, non succedeva da anni ormai. A venire in che senso? Quest'anno nel senso che doveva venire fuori quest'anno, ma sto anno se sta una merda. Esatto. Allora, l'abbiamo composto ancora prima di tutta sta grande pandemia, poi c'è stato il lockdown che ci ha bloccato definitivamente il poter andare e raggiungere lo studio fisicamente proprio, quindi non potevamo registrare da casa purtroppo e niente, però stiamo ultimando proprio in queste settimane un po' di cose, i vari master, le varie grafiche e niente, usciremo per questa volta solo in digitale, quindi chi se ne frega dei CD fisici non vediamo l'ora. Comunque prossimamente nuove cose importanti, poi ci ritroveremo con la Cristina a parlare del nostro nuovo album sicuramente, no? Sì, evviva! Vogliamo un party animal. Party hard. No, vabbè. Scherzo, io sempre. Lucky Cico su Spotify, Cico Latino. È uscito un mese fa. Tre spandine. Mi spammo un po', Cristi, perdonami. Mi spammo un po'. Dai, grandi Fioi. Quando escono le tracce facciamo la live. Ok, ci vediamo presto, Cristi. Certo. Ciao Fioi, Come si lascia?